salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono il mio scudo, protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia, che dolce vita, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume di vero amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita
e il respiro che mi dai, e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare, nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare, nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me. Buongiorno a tutti, pace nel Signore Gesù. Gloria a Dio, che benedizione poter essere qui con voi stamattina. Che meraviglia, che Dio benedica te e la tua casa. Benvenuti alla preghiera del mattino. Questa preghiera è una preghiera svolta dalle CEADAMIT, Chiese Evangeliche Assemblea di Dio Arca Missionaria Italiana. E noi siamo qui, io sono il pastore Victor Lopes e sono con voi stamattina. Alleluia, che benedizione poter essere qui. Grazie perché tu mi ricevi a casa tua. Grazie tu che mi hai portato al lavoro. Grazie tu che mi dà un passaggio in macchina. Grazie a te che sei a lavorare, non so dove, se al mercato di San Lorenzo, in centro, non so dove tu sei, ma vorrei mandarti un saluto, un abbraccio, una giornata benedetta nella pace del nostro Signore Gesù Cristo. Grazie per la tua partecipazione stamattina. Vorrei invitarti a iscriversi in questo canale. Tu che ancora non sei iscritto in questo canale, vorrei invitarti a iscriversi perché possiamo insieme continuare adorando il nome santo di Gesù. Dio benedica la tua casa, la tua famiglia. Oggi, 8 ottobre 2024, siamo a Firenze e qui il tempo è nuvoloso, abbiamo avuto un po' di pioggia stanotte, ma seguiamo con la benedizione del Signore. Sono 8:20 e questa è la preghiera del mattino. Benvenuti a tutti. Gloria a Dio, gloria a Dio. Seguiamo con la nostra preghiera. Tu che ancora
non conosce, abbiamo un canale che è questo WhatsApp 351 360 4320. Questo WhatsApp, tu puoi mandare la tua richiesta di preghiera, tu puoi mandare una testimonianza, quindi potete partecipare con noi, condividere ogni richiesta di preghiera, ogni bisogno. Noi siamo qua disponibili per accettare la tua richiesta, considerare, ma pregare insieme. Gloria a Dio. Benedetto è il Signore in eterno. Quindi mandate la vostra richiesta di preghiera e seguiamo con il programma di questa mattina. Vorrei mandare un saluto a tutti i nostri fratelli dei settori ecclesiastici, ai nostri missionari, che Dio benedica tutti i nostri cari missionari, che Dio benedica i fratelli di Sheadamit in Italia, sulle nostre 5 basi missionarie. Vorrei mandare questo abbraccio molto, molto forte a tutti voi, che Dio vi benedica. Oggi è giorno di festa perché siamo nella presenza del Signore, ma anche perché a Verona, Legnago, nella città di Legnago, ci sarà stasera il primo battesimo di quella missione. Gloria a Dio, che benedizione! E stasera faremo lì il primo battesimo in acqua di quella missione a Legnago. Che Dio benedica missionario Giovanni, missionaria Dariana e tutti i nostri fratelli che insieme fanno l'opera del Signore. Che Dio benedica la sorella Vanusa, che oggi fa pubblica la sua fede tramite il battesimo, non per la salvezza, perché sappiamo che il battesimo non è per essere salvato, il battesimo è per chi è già salvato. Una volta noi dichiariamo, come dice la parola ai Romani, con il cuore abbiamo creduto e con la bocca abbiamo confessato. E la Bibbia dice chi ha creduto sia battezzato. Quindi noi oggi a Legnago di Verona compiremo un ordine del Signore e come la nostra sorella ha creduto e ha confessato Gesù Cristo come Signore e Salvatore della sua vita, oggi sarà battezzata come la dimostrazione che è morta per il mondo e nata per Dio. Che il Signore ti benedica, sorella Vanusa, che il Signore benedica la tua famiglia nel nome di Gesù. Gloria a Dio. Quindi se tu non conosci i settori ecclesiastici di Sheadamit, puoi vedere su Instagram. Ci segui su questi profili, Sheadamit settore 01, Sheadamit settore 02 e Sheadamit settore 03. Così conoscerai di più l'opera del Signore svolta tramite questa missione che abbiamo come priorità evangelizzazione. Dio benedica tutti i nostri fratelli in nome di Gesù. Gloria al Signore. Vorrei ringraziare a tutti i nostri fratelli che cooperano, che contribuiscono, che offrono, che donano con tanto cuore, con tanto amore per mantenere l'opera missionaria. Che la benedizione del Signore riposi, rimanga sulla tua vita, sulla tua casa, sulle tue finanze, per la gloria del Signore. Grazie a tutti i cooperatori che offrono, che partecipano direttamente, contribuendo con l'opera del Signore, perché missione si fa con un cuore caldo, con gli occhi bagnati con lacrime, con ginocchi piegati e con mani generose. Quindi Dio vi benedica. Vorrei chiedervi preghiera per il giorno 16. Abbiamo un appuntamento, i fratelli sanno che noi abbiamo come proposito di aggiungere le città d'Italia che non hanno ancora una chiesa evangelica.
quindi che non hanno ancora un pastore, un missionario. E tramite questa missione, questa visione missionaria, noi vogliamo aggiungere queste città, questi paesi che ancora non hanno una missione, una chiesa evangelica, un pastore. E quindi Pomarante è il nostro primo progetto missionario di evangelizzazione d'Italia. E questo 16 noi daremo un passo in più a Pomarance, andiamo dal notaio per la preliminare d'acquisto del palazzo a Pomarance. Vorrei chiedervi preghiera perché dobbiamo arrivare lì con una cifra, dobbiamo firmare i documenti, tutto deve andare bene perché possiamo concludere questo primo passo. La Chiesa è lì insieme ai missionari. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i nostri missionari a Pomarante, la nostra base lì, missionário Marco, la missionária Denisa, Enea. Vorrei mandare un abbraccio alla missionária Jamile, Carminha, tutti i nostri fratelli che sono lì su quella base, operando per il Signore. Che Dio vi benedica. Anche i ragazzi, vorrei mandare un abbraccio a Daniel, a Domenico e tutti gli altri. Che Dio vi benedica in nome di Gesù e so che il Signore che ha iniziato quest'opera porterà fino alla fine per la sua gloria. Amen? Quindi se tu sei un credente e ama l'opera di evangelizzazione, prega per quella città di Pomarance, prega per noi che stiamo lì facendo l'opera del Signore. Gloria a Dio. Fratelli, io vorrei condividere una parola con voi stamattina, dopo leggeremo il Salmo di oggi, che è il Salmo 14, è la nostra lettura di oggi, Salmo 14, ma vorrei condividere una parola che la Bibbia parla nel libro dei Re, Seconda Re. La Bibbia parla di un uomo che si chiamava Eliseo, un profeta. E la Bibbia nel capitolo nel capitolo 3 la Bibbia parla di una donna di Sunem. E questa donna di Sunem osservava quell'uomo di Dio che passava tutti i giorni. Quella donna vedeva, era lì a osservare che ogni giorno passava davanti a casa sua quel profeta. Ma lui non aveva scritto sulla testa che era un profeta. Non c'era scritto che lui era un uomo di Dio, no? Non è che lui portava con sé le lettere dicendo guarda che io so che io sono questa persona, quest'altra. No, no, lui non aveva niente che dicesse o che parlasse
chi era lui. Non c'era niente visibile lì in quel momento che dichiarasse chi era quella persona. Non c'era. Ma su capitolo 4, versetto 8 dice: un giorno Eliseo passava per Sunem. Là c'era una donna ricca che lo trattenne con premura perché mangiasse da lei. Così tutte le volte che passava di là andava a mangiare da lei. La donna disse a suo marito: ecco, io so che questo uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Versetto 10, la parola dice: ti prego, costruiamogli di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, affinché quando verrà da noi egli possa ritirarvisi. Quella donna ha osservato il modo che Eliseu si comportava. Come è importante comportar-te bene. Come è importante dare una buona testimonianza. Perché una vita da cristiani è una vita che porta una testimonianza di Cristo, del Signore. Noi che siamo suoi servi dobbiamo dare a questo mondo la testimonianza, un riferimento di chi è Cristo. Se loro non vedono Cristo, dove vedranno Cristo? Se Cristo non c'è, perché è assunto in cielo, dove vedranno Cristo? Se non in noi, che abbiamo creduto e confessato. È molto serio la testimonianza. E la testimonianza ci porta delle benedizioni. La nostra testimonianza, una buona testimonianza, fa che le porte si aprono. La Bibbia dice che i mansueti erediteranno la terra. Interessante é que Eliseu, quando arrivava lì, andava da lei, mangiava, ma non poteva fermarsi. La testimonianza ci fa arrivare, avere, ricevere amplitudini nella nostra vita, crescita nella nostra vita, in ogni cosa. Ma una volta che noi continuiamo nella nostra vecchia vita, con le nostre vecchie pratiche, niente cambia. Come le persone ti vedono, fratello, sorella. Ah, ma non interessa come mi vedono gli altri. Sì, che interessa. Interessa molto. Di più come ti vede il Signore. Ma gli altri cosa dicono di te? Questa donna ha detto a suo marito. Non c'era Eliseo lì presente per sentire. Non è che lei ha detto guarda, non ha detto davanti a Eliseu guarda che lui veramente è un uomo di Dio, no. Ha detto in camera sua, ha detto a casa sua, ha detto al suo marito senza la presenza di Eliseu. Ha detto questo uomo marito è un santo uomo di Dio. Che possiamo fare questa preghiera stamattina.
Se noi abbiamo offeso qualcuno, fratelli, andiamo a chiedere perdono. Se noi abbiamo danneggiato qualcuno, andiamo a restituire. Non possiamo lasciare una breccia a Satana, ma che tutti possano guardarci e non dire a noi, perché non ci interessa che ci dicono, ma dire e riconoscere il Signore nella nostra vita, perché quell'uomo non era solo santo, era un santo uomo di Dio. Salmo 14 dice la parola: lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti si sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Sono dunque senza conoscenza tutti questi malvagi che divorano il mio popolo come se fosse pane e non invocano il Signore? Ma ecco, sono presi da grande spavento quando Dio appare in mezzo ai giusti. Voi cercate di confondere le speranze del misero, perché il Signore è il suo rifugio. Oh, chi darà da Sion la salvezza a Israele? Quando il Signore farà ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà. Fratelli, la parola parla di un mondo corrotto, ma la parola parla che sarà un giorno di grande spavento quando il Signore apparirà in mezzo a noi. Il mondo cerca di confondere la speranza dei miseri. Stiamo soffrendo, siamo in sofferenza e il mondo cerca di confonderci per togliere la nostra speranza, che è Gesù, che tornerà, ma tornerà e apparirà ai giusti, che sono i giustificati. Siamo coloro che hanno ricevuto Dio in mezzo a noi. Chi è Dio in mezzo a noi? Dio con noi. Emanuele, Dio con noi. Gesù il Cristo. Ma il mondo cerca di confonderci, di toglierci la speranza che abbiamo, l'unica cosa che abbiamo. Siamo già sofferenti. E il mondo vuole per toglierci questa speranza, per renderci schiavi completamente. Ma noi non ci arrenderemo, perché i nostri cuori sono accesi, infiammati, infocati nella speranza del ritorno di Gesù, che la Bibbia dice che verrà. Ma tu, quando Lui verrà, sarai dormendo attento, le tue lampade accese con riserva d'olio, come sarà? Ti consiglio stamattina di non dare ascolto al nemico, ma di cercare il Signore. Questa è la preghiera del mattino. Preghiamo in nome di Gesù. Padre, ti prego esta mattina per i nostri fratelli. Ti prego, Signore, in nome di Gesù,
per quelli che sono con noi in diretta, per quelli che vedranno dopo, per quelli che ci accompagnano ogni giorno, per quelli che sono afflitti, malati, tristi, abbattuti, deboli, morti spirituali. Vorrei chiederti, Signore, che questo tempo di restaurazione succeda nella vita di questo mio fratello, di questa mia sorella. Vorrei consacrare questa giornata, vorrei ringraziarti per le benedizioni che sono tante e abbondanti nelle nostre vite, Signore. Grazie della famiglia che ci hai dato, la famiglia umana, fisica e la famiglia spirituale. Fratelli meravigliosi in Cristo che abbiamo ricevuto, conosciuto, altri che non conosciamo, che sono in altre città, in altri paesi, ma siamo uno e se non ci conosceremo qua in questo mondo, se persevereremo fino alla fine, ci conosceremo nell'eternità, perché il tuo giorno è vicino e noi dobbiamo essere pronti per questo giorno. Padre, vorrei chiederti perdono per i nostri peccati, per i nostri errori, vorrei chiederti perdono per le parole, per i pensieri, perché pecchiamo con parole, con pensieri e con atti. Ti prego, Signore, di lavarci con il tuo sangue, purificarci con il tuo sangue, perché possiamo essere santi uomini di Dio. Che la nostra vita sia, Signore, una testimonianza di te sulla terra, una testimonianza della tua potenza, del tuo amore, del tuo sacrificio che hai fatto in croce per noi, donando il tuo figlio per chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Signore, vorrei chiederti stamattina per i fratelli che sono nelle basi missionarie. Signore, nelle basi missionarie di Seadamit, vorrei chiederti per la famiglia missionaria a Legnago che oggi sfrutta, gode una grande festa, una grande vittoria, che è il primo battesimo lì. La tua parola dice che uno pianta, un altro annaffia, ma sei tu che fai crescere, Signore. Grazie della vita e della fede della sorella Vanusa, che tu possa dare a lei saldezza, costanza e abbondanza nella tua presenza. Che lei sia salda fino al tuo ritorno, perché quando tu tornerai la possa trovare salda, con la sua lampada accesa, con olio e glorificando il tuo nome, Signore. Ti prego per la sua famiglia, che tu possa concludere l'opera che hai iniziato. Grazie, Signore, perché mi ricordo che in quel giorno eravamo lì a pulire la chiesa, in quella mattina, e è passata davanti la Vanusa. È venuta, ci ha salutato e è cominciato lì. Oh Gesù. Oh, alleluia. Signore, ti ringrazio per le porte che hai aperto per la proclamazione del tuo Vangelo. Ma ti prego stamattina con un cuore che arde, chiedendoti, Signore, che tu possa aggiungere altre città, altri paesi, altri popoli, Signore, in nome di Gesù, che il tuo regno, che il tuo Vangelo arrivi in questi 1023 comuni che non hanno ancora una base missionaria, un pastore. Prepara uomini idonei per questa missione, Signore. Vorrei chiederti stamattina per la nostra conferenza missionaria 2024.
questo programma che si svolgerà in 2 giorni, 1 e 2 novembre. Vorrei chiederti, Signore, che tu sia il centro di questa conferenza, che tutto il programma che sarà svolto sia per la tua gloria, che ognuno che parlerà parli per la tua gloria. Signore, invita uomini, donne, bambini, adolescenti, giovani, perché la missione non c'è un'età, la missione è per tutti. Oh Signore, ti prego stamattina di muovi Signore ogni cosa. Ti prego che il tuo nome sia glorificato, Signore, che noi possiamo avere la tua gloria, vedere la tua gloria, Signore. In nome di Gesù, Padre. Ti prego per le famiglie, per le coppie, per gli uomini, per le donne, per i figli, per i bambini che sono alla scuola stamattina. Ti prego, Signore, che liberi questi bambini di ogni male. Ti presento la Samuela, Signore, in nome di Gesù, Padre. Che tu possa fare quello che noi non possiamo. Agisce in quella sala, Signore, di aula. Entra con lei. Signore, rompi le frecce del nemico lanciate tramite le parole. Ti prego, Signore, per quelli che sono al lavoro, per quelli che sono a casa, per quelli che sono in ospedale, per la sorella Arte, per la sorella Lucia. Signore, in nome di Gesù ti prego di restaurare, Signore, la vita, la salute. Ti prego per i nostri fratelli che si sono allontanati da te, per quelli che erano con noi nella missione e per un motivo sono usciti. Signore, ti prego per tutti che vivono una crisi spirituale, che possano trovare te. In nome di Gesù, Signore. Vorrei pregare stamattina per il mio pastore, per tutti i pastori, per le chiese. Signore, rinforza questi uomini, rinforza il mio pastore, Signore. Aiutalo, Signore, nella missione che tu gli hai fidato. Ti prego per la sua famiglia. Proteggi la famiglia del pastore Roberto. Benedice, Signore, loro. Ti ringrazio per i fratelli che fanno questa missione con noi. Ti prego per i nostri missionari. Rinforza loro, la loro famiglia. Libera di ogni male in nome di Gesù, Padre. Ti prego per la salute della missionaria Denisa. Oh Signore, che tu possa restaurare completamente in nome di Gesù. Oh Padre, ti prego per questo 16, per il giorno 16 ottobre, dove devo andare lì dal notaio per fare quella preliminare d'acquisto del palazzo a Pomaranche, dove oggi funziona la chiesa e il progetto del vivaio missionario e del non sei solo. Signore, ti prego di provvedere, di fare, di aprire le porte, di toccare nei cuori. Tu sai di ogni cosa, di ogni bisogno, di ogni necessità, Signore. Dio, che questa missione non sia solo nel mio cuore, che questa responsabilità non sia solo mia, ma che possiamo tutti avere questo desiderio, questa responsabilità, questa gioia soprattutto e questo amore verso una missione che più da 1000 anni non è mai stata una chiesa in quella città, Signore. In nome di Gesù, Padre. Che come siamo arrivati a Pomaranche possiamo arrivare a tanti altri comuni, città che non c'è ancora la chiesa, che non c'è ancora un missionario. Ti prego per l'Italia, per questo paese.
Ti prego per le autorità che hai costituito in questa città, in questo paese. Ti prego per tutti che sono, Signore, volontari nel progetto Non Sei Solo, per tutti gli assistiti da questo progetto. Signore, che tu possa benedire tutti che contribuiscono, che offrono, che mantengono questa missione. Ti prego che tu possa benedire la loro finanza, le loro finanze, in nome di Gesù, Padre. Ti prego per i documenti di Vinicius, per la sua famiglia. In nome di Gesù, Signore, sblocca questa cosa, in nome di Gesù, Signore. Ti prego di mandare diaconi per la tua opera, musicisti, operai, missionari, in nome di Gesù, Signore. Sia con noi, dacci la tua grazia, dacci la tua salute spirituale, quelli che non hanno forza, rinforza. Oh Signore, che tu possa irrobustire queste persone con la tua potenza, con fede, con gioia, con pace, con potenza spirituale. In nome di Gesù. Benedice, Signore, ogni missionario. Ti ringrazio, Signore, ti prego per il figlio di Luca, Massimiliano. Ti prego, Signore, per la moglie di Joelle, di Legnago. Ti prego, Signore, per tutte le famiglie. Ti prego, Padre, per quelli che lavorano di domenica, che possano avere la domenica libera per venire al culto. Signore, ti prego per quelli che non hanno voglia di venire. Oh Signore, fa ricordare quest'uomo, questa donna, i tuoi benefici, le cose che tu hai fatto. Signore, sono tanti motivi che abbiamo per fare, che superano la nostra mancanza di forza. La gioia del Signore è la nostra forza. In nome di Gesù, Signore, continua con noi. Ti prego. Continua operando. Continua facendo. Vedi i mariti, Signore. Questi uomini che diventino uomini di Dio, di preghiera, che possano digiunare, pregare. In nome di Gesù, Signore. Ti ringrazio. Amen. Cari miei, vi mando un abbraccio grande. Oggi abbiamo presso la base missionaria di Firenze il progetto Non Sei Solo. Inizia alle 10 con la distribuzione di indumenti. A mezzogiorno abbiamo la mensa. Alle 2 abbiamo la scuola di italiano e così seguiamo fino alle 7. Iniziamo alle 10 fino alle 7. Se tu non sei ancora un cooperatore di quest'opera, partecipa. Nella tua base missionaria, cerca il missionario e dice: come posso aiutare, come posso servire in questo progetto missionario? Ha posto per te. Dio benedica te, la tua casa, in nome di Gesù. Il Signore è grande. Lasciate il vostro mi piace, seguite questo canale e condividete questa preghiera. Se Dio vuole ci vediamo giovedì nello stesso orario alle 8 con la preghiera del mattino.